Signora Preside, studenti, colleghi, ascoltatori tutti, buongiorno. Presidente Nadal, Fiorello, grazie dell'invito a cui partecipiamo da anni, come appena ricordato, poi facciamo i conti a parte per i vecchi, eccetera, eccetera. Allora, linee tecniche di difesa integrata volontarie. È un consueto aggiornamento che facciamo tutti gli anni, peraltro cogliendo anche l'invito della Preside di fare anche qualche specifica e soprattutto memoria di quelli che sono i principi della difesa integrata a beneficio anche degli studenti. Faccio un piccolo richiamo a quello che è il fondamento, che è particolarmente utile dopo gli ultimi sviluppi di cui tutti abbiamo sentito parlare in questi giorni trascorsi con la protesta dei trattori. Allora, linee tecniche di difesa integrata sono una raccolta schede culturali laddove sono presenti disposizioni fitoiatriche per il controllo di parassiti e infestanti di interesse agrario. Ne abbiamo 87 in elenco a livello regionale. La finalità: razionalizzare e ridurre il più possibile l'impiego in mezzi chimici per tutelare il meglio possibile salute, ambiente e sostenibilità economica delle produzioni. Penso che più, ristretto di così, ma esaustivo da un punto di vista del significato della difesa integrata non ci sia. E qui apro una piccola parentesi, mi si consenta, visto e considerato che ho letto, ma soprattutto ho sentito, ma ho anche letto purtroppo nella stampa, che il commento, la dichiarazione lasciata dalla Commissione von der Leyen pochi giorni fa relativa al ritiro della proposta di regolamento, il SUR, no? È stato battezzato per certi versi da alcuni come una marcia indietro da parte della Commissione europea. No, non è così. I principi della riduzione dei fitofarmaci, dei fertilizzanti, degli antibiotici rientrano nelle strategie Biodiversity e Farm to Fork, approvate da tutti gli Stati. Quello che è stato ritirato è la proposta di regolamento, per cui verosimilmente con la nuova legislatura si riprenderà, visto e considerato che ha un'importanza prioritaria, sarà una probabilmente tra le prime iniziative che verranno prese appunto dai nostri nuovi rappresentanti. Si spera con un metodo di impostazione ben diverso. Mi fermo, chiudo la parentesi. Dunque, linee di difesa integrata che assieme alle schede con le specifiche fitoiatriche contiene anche un documento parallelo che riguardano le tecniche agronomiche e insieme definiscono i disciplinari di produzione integrata per tutte le colture che sono citate. A cosa servono queste idee? Innanzitutto sono un buon orientamento per la difesa integrata generale, quindi anche per la difesa integrata obbligatoria a cui tutti siamo tenuti dal 2014 in poi. Chiaramente però questi disciplinari si riferiscono a una lotta integrata appunto volontaria, quindi un passo in più, e questo passo in più è, si guadagna questo marchietto di sostenibilità, di qualità sostenibile riconoscibile per la PETA gialla, marchio SQNP, sistema di qualità nazionale di produzione integrata. Per capirci, mi rivolgo sempre in particolare agli studenti in questo momento, non si tratta di uno dei tanti marchi che si vedono in circolazione, no? Pur quanto validi e con tutto il rispetto possibile e immaginabile. Qui si tratta di un impatto, almeno per quanto riguarda la viticoltura sul territorio regionale, molto significativo, nel senso cioè che noi abbiamo, come potete vedere dai dati sottostanti, la superficie evitata regionale certificata SQNP, che quindi deve rispettare i contenuti dei disciplinari, è nel 2020 il 14% del totale e nel 2022, secondo questi dati provvisori, il 36% del totale. Sono numeri molto significativi. Dunque, entriamo un po' nel merito. Per quanto riguarda le specifiche che sono contenute nelle schede delle linee tecniche, definiscono, dunque intanto sono concordate a livello nazionale. C'è un tavolo nazionale, gruppo di difesa integrata nazionale, nel quale partecipano tutti i rappresentanti dei servizi fitosanitari
regionali. Quindi per quanto ci riguarda c'è un mio collega, dottor Mingardo, e tutte le regioni hanno appunto loro, più c'è il Ministero. Da questo consesso nascono le linee guida nazionali dalle quali poi dopo sortiscono quelle regionali con delle istanze che tra l'altro vedremo anche nel dettaglio poi dopo a livello regionale. Che cosa fanno? Sostanzialmente stabiliscono dei criteri di intervento, logicamente, delle sostanze attive che sono ammesse e soprattutto negli ultimi periodi gli ausiliari anche, le limitazioni d'uso obbligatorie relative alle sostanze che sono state ammesse. Come dicevo prima, le schede che sono presenti nel documento che abbiamo appena approvato sono appunto 87. Le sostanze attive, se parliamo di sostanze di sintesi, hanno questi limiti a priori, diciamo. A livello di gruppo nazionale si fa questa prima valutazione. Quelle che sono classificate, candidate alla sostituzione ad elevata tossicità acuta, CMR, una catalogazione che prende in considerazione alcune molecole che sono sospettate, non che sono comprovate, che sono sospettate di provocare, di avere effetti cronici su cancerogeni, mutageni o per la riproduzione, tossiche per la riproduzione, pericolose per l'ambiente acquatico, autorizzate per usi di emergenza o attenzionate da ARPAV, e qui entriamo nell'ambito regionale, sono limitate e, se possibile, eliminate. Ok? Quelle biologiche invece sono tutte ammesse, salvo che siano esplicitamente previste per il parassita e riportate appunto nelle schede. Okay? Naturalmente sono ricomprese anche le sostanze di base, ma non mi approfondisco di più. Allora, adesso entriamo a vedere un dettaglio relativamente a quelle che sono le norme comuni di coltura riportate nella parte generale e che, stando agli elementi che i controllori ci riportano, non sono state ancora pienamente recepite, diciamo così. Le indicazioni in etichetta dei prodotti fitosanitari sono sempre quelle che dettano legge, nel senso cioè che quelle che sono le disposizioni che troviamo all'interno delle linee tecniche sono in subordine a quello che è riportato nell'etichetta. Prima condizione. PF autorizzati per emergenze fitosanitarie e con l'andare del tempo queste ricorrenze per le emergenze fitosanitarie diventano sempre un po' più numerose. Se contengono sostanze candidate alla soluzione, revocate, pericolose per le acque, quelle che ho citato poco fa in buona sostanza, situazioni da limitare, devono essere approvate dal servizio fitosanitario prima di essere impiegate. L'impiego dei prodotti fitosanitari contenenti sostanze ammesse nell'anno precedente, anche questo è un caso che vediamo tra un attimo, e non più ammesse nelle linee tecniche in vigore, può essere utilizzato solamente per smaltire le giacenze, solo ed esclusivamente per quella ragione. A seguito di grandinate, e qui questione ahimè abbastanza fresca, lo scorso anno se ne sono manifestate più di qualcuna, si è creato dunque anche il dubbio cosa si può fare. Allora, a norma generale è previsto che in caso di grandinata si può intervenire con un trattamento disinfettante, con i fungicidi ovviamente ammessi, questo è fuori discussione, senza che questo ricada nel cumulo. Quindi, per capirci, i 6 trattamenti che erano previsti con Foipeptiditianon e Fluazinam lo scorso anno, se c'era l'intervento post grandinata, non rientravano in quel cumulo dei 6, erano dei trattamenti in più. Okay? Nel caso di 2 grandinate, ok, ci siamo già parlati anche con il consorzio, con Fiorello, appunto per cercare di far sì che le zone vengano delimitate anche da un punto di vista del territorio, appunto per avere anche una comprova che la grandinata in quelle situazioni si sia effettivamente verificata e che non sia una scappatoia per fare qualche trattamento in più. Ma questo è un discorso a sé. Coadiuvanti devono essere, sono sempre ammessi evidentemente, ma devono essere sempre ammessi nei limiti di etichetta. Allora, veniamo adesso ambito vite. Ho messo in evidenza quello che mi sembra l'elemento che a livello generale inquadra meglio tutta
l'argomento, visto considerato che poi dopo vedrete abbiamo poche novità. L'elemento più importante è che abbiamo poche nuove molecole. Allora, le nuove sostanze attive autorizzate in bio nel 2024 sono 2, maltodestrine e Pecilomyces fumoso roseum, e una di sintesi, le sfenvallerate. Novità di EC, non l'ho inserita perché è venuta fuori dopo che avevo preparato la presentazione, è il sulfoxaflor che ieri o l'altro ieri ha ottenuto l'autorizzazione per emergenza per le cicaline. Quindi di fatto sono 2. Se consideriamo quelle che sono le estensioni in impiego, 4 in bio e una di sintesi, facciamo il conto e vediamo che le novità, e non sto parlando di nuove molecole appena messe sul mercato, stiamo parlando di nuove molecole inserite nelle schede vite, vuol dire che abbiamo oggettivamente molto poco a disposizione. Questo è l'elemento che purtroppo non è solo una situazione che ci portiamo dietro da alcuni anni, vedete le ultime 3 righe sottostanti, cosa significa, ma soprattutto anche in proiezione per i prossimi anni avremo ben poche novità. Questo è un elemento, ahimè, abbastanza importante. E quindi cosa vuol dire? Che dobbiamo cercare di utilizzare, siamo costretti ad utilizzare delle sostanze attive che sono sempre quelle e continuiamo a premere sempre su quelle. In ogni caso la coltura della vite, grazie a Dio, è abbastanza ben coperta, 45 fungicidi ancora consentiti, pur quanto 2 in scadenza, Mancozeb e Bentiavalicarba nel corso del 2024, 20 in bio, insetticidi e acaricida 19, di cui 2 in scadenza e 17 in bio, 17 diserbanti spolonanti disponibili, insomma, quindi abbiamo sostanze a sufficienza per riuscire a gestire. Certamente il fatto che ci siano continue uscite e poche entrate vuol dire che bisogna saper gestire molto meglio, più che in passato, le sostanze che abbiamo a disposizione. Allora, poche novità da un punto di vista di sostanze attive, qualche novità a livello di limitazione dei gruppi. Qui ho riportato quelle sul quale tutte le attenzioni ormai vanno a concentrarsi, cioè in buona sostanza quei gruppi, i cosiddetti CMR, i multisito di tianone folpet più il fluazinam, nel quale ormai tutto converge. Ho appena detto che Metiram va fuori dal commercio e ultimo anno di impiego, tutto si appoggerà a livello di affiancamento alle sostanze organiche specializzate su questi prodotti. Dunque è stato consentito l'impiego nel corso del 2024, anziché 6 come appunto nel 2023, un trattamento in più. Per quanto riguarda i piretroidi c'è l'ingresso delle sfenvalerate e in ogni caso 4 interventi, un trattamento in più consentito con piretroidi nel corso di quest'anno. Per quanto riguarda i diserbanti, la novità riguarda solo il fatto, c'era già in parte lo scorso anno per carità, ma non riguardava tutte le sostanze. Quest'anno tutte le sostanze possono essere impiegate solo sul 30% della superficie, punto e basta. Sostanze escluse, metalaxil. Nel corso di queste voi troverete, nel corso 2024, troverete all'interno delle linee guida nazionali il metalaxil. Non c'è in quelle regionali per una scelta dovuta a problemi ambientali. L'avevamo già esclusa un paio d'anni fa, mi pare sia il 2021 o il 2021 deve essere stato, in quanto ARPAB ci segnala ritrovamenti nelle acque superficiali e profonde. Essendo un candidato alla sostituzione ed avendo molecole di sostituzione, l'abbiamo lasciato fuori. Per quanto riguarda le sostanze revocate, Metiram e Bentiavalicarba, ultimo anno di impiego, e per quanto riguarda le limitazioni d'uso di gruppo, quello che ho accennato poco fa, massimo 7 interventi con il gruppo di tianone folpet fluazinam. Parassiti animali, qui abbiamo qualche novità in più a livello di sostanze inserite, il Pecilomyces fumoso roseum per i trippi. Abbiamo inserito un paio di possibilità di intervento contro le noctue, quindi per un trattamento fondamentalmente al germogliamento, logicamente, Bacillus thuringiensis per i bio e deltametrina per integrare. Abbiamo accennato appunto già alle sfenvalerate
che vale sia per lo scafoideus che per le altre cicaline. L'azadiractina è stata estesa sia su cocciniglie che su tignole e per gli eriofidi del maltodesterium. Sostanze escluse: piriproxifen sulle cocciniglie, scelta regionale. Abbiamo documentazione di un lavoro di riscontri da parte di CREA Agricoltura Ambiente Padova che ci possa essere il coinvolgimento di questa sostanza attiva nella sindrome da mancata affilatura del baco da seta. Dunque, per quanto riguarda il 2024, sospensiva in attesa di avere elementi scientifici sufficienti per capire come procedere per quest'anno prossimo. Sostanze attive revocate: clofentezina e abamectina per quanto riguarda gli acari appunto e i limiti di gruppo a cui ho accennato prima, salvo per quanto riguarda le tignole un limite di cumulo all'interno della stessa meccanismo di azione tra abamectina ed emamectina. 3 interventi all'anno massimi consentiti. A livello di diserbo, sulla superficie vi ho già detto, una specifica relativamente ai glifosati. Per quanto riguarda il glifosate, il 15 dicembre scorso è terminato il periodo di autorizzazione, entro quel termine la Commissione europea ha consentito la riemissione del prodotto in commercio, visto e considerato che le conclusioni dell'EFSA hanno detto che la molecola a livello di tossicità umana, gli animali e l'ambiente non ha delle conseguenze, è stato riammesso. Adesso riparte un processo di rinnovo delle autorizzazioni dei prodotti formulati commerciali. C'è una tempistica che si concluderà al 15 di marzo. In questo mentre noi utilizziamo dei riferimenti che sono quelli dell'anno precedente. D'accordo? Poi con la finestra di aprile del gruppo di difesa integrata nazionale si vedrà se si andranno a mettere le mani sui dosaggi. Al momento non lo sappiamo. Abbiamo però specificato meglio quello che è il contenuto già riportato lo scorso anno. Il riferimento sono sempre i 9 litri ettaro nel caso dell'impiego di sole molecole fogliari, ad assorbimento fogliare. Altra questione, una riduzione di 1/3 nel caso si utilizzano anche i residuati. Però abbiamo specificato perché c'era effettivamente un po' di difficoltà a comprenderlo. Adesso speriamo di aver risolto il messaggio comunicativo. 2,7 litri anno per ettaro di vigneto da Scadario, per capirci, pari a 9 litri ettaro di superficie diserbata. C'è un bando PNRR regionale che scadrà il 31 di marzo, nella quale si dà modo agli agricoltori di poter usufruire di acquisti di macchinari. È consentita una deroga per coloro che sono in SQNPI. Attenzione però, ribadisco, si deve rispettare la dose in concentrazione, quindi nel prodotto ci deve essere la riportato la dose in ettaro, per carità, ma ci deve essere per forza la dose in concentrazione e si rispetta la dose in concentrazione. Primo. Secondo, per macchine dotate di meccanismi a recupero o quelle con dispositivi, attrezzature in grado di ridurre il volume di bagnatura, e sono quelle che vi ho accennato poco fa. Per quanto riguarda il controllo funzionale e la regolazione strumentale, attenzione, l'unica cosa evidenziata in giallo, tutto il resto sono cose che conoscete già. Dal 2024 la regolazione deve essere fatta entro l'anno di iscrizione di SQNPI. Regolazione e taratura dentro l'anno, anche se sono macchine nuove, cioè indipendentemente dalle regolazioni fatte in tempo, devono essere rifatte. Questo qua ve lo concedo e basta così perché immagino di essere andato un po' lungo. Ho un'altra comunicazione che però è arrivata giusto ieri pomeriggio, di quale però vi accenno solo. Sarà poi Pravisano di Singenta che parlerà di questo accorgimento che due case, Singenta e Corteva, suggeriscono per l'oxatiapiprolin, l'utilizzo dell'oxatiapiprolin in provincia di Treviso. C'è questo accorgimento, ripeto, non abbiamo neanche fatto a tempo di preparare una slide perché è venuto appunto ieri pomeriggio. Io qui mi fermo e lascio la parola. Grazie.